Capitolo chiuso, ora è ufficiale, il Real Bardolino viene promosso ufficialmente in Serie A2 e torna di diritto nel calcio femminile che conta, il tutto in una stagione più che fantastica, nata tra mille difficoltà nel tentare di forgiare da parte del presidente Battistoli e del direttore sportivo Vittorio Conati una formazione degna di nome, storico, vincente nel femminile come quello del Bardolino. Difficoltà nel recuperare giocatrici per la categoria, sportive che vedessero al di là del proprio naso, del presente, che capissero le ambizioni della società unite alla storia passata. Difficoltà nella categoria da cui ripartire, si era parlato della A2 con la fusione con il Valpolicella e quindi la nascita del Bardo Valpo, ma anche lì le divergenze hanno fatto saltare il tutto, anzi non tutto, ma tanto da far demoralizzare forse qualsiasi dirigenza sportiva, ma non quella giallo-blu lacustre. Rimboccate le maniche e preso atto delle decisioni, ecco nascere il Real Bardolino. Si riparte da zero come eravamo partiti con il Bardolino e sapete tutti dove siamo arrivati, tuonava a gran voce il presidente Marcello Battistoli. E così è stato, anche grazie ad un vento vincente che soffiava dal Trentino, con tante giocatrici scese in riva al lago a dimostrare il loro valore. Non dimentichiamoci poi dei tecnici che hanno guidato la cavalcata del Real. Marina Pellicer fino a poco meno di 2 mesi dalla fine del torneo e grazie a Trentin nel rush finale. Tutto lo staff tecnico, una compagine unita, riuscita nell'intento di far vincere al Real Bardolino tutto quello che si poteva portare a casa in stagione. La gara di oggi poca cosa, è pura accademia per Real Bardolino, arrivate da disputa solo per far passare gli ultimi 90 minuti che dividevano l'11 lacustre dalla matematica promozione. Da sottolineare comunque in mezzo a tanta qualità la pregevole rete di Bianchini nel terzo e la tripletta dell'onnipresente Mucco per una grande e costante vittoria finale.